Una serie di violenti nubifragi si sono registrati a partire dalle 6 di lunedì 10 giugno che hanno battuto Udine e la fascia collinare dove si sono registrati allagamenti di strade e ramaglie battute dal forte vento. L'area compresa tra San Daniele del Friuli e Tarcento passando per Pagnacco. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e le squadre comunali della protezione civile che in pochi minuti hanno ripulito i brevi tratti stradali invasi da acqua e fango, trasportati dalle improvvise piene con fossati e canali scolmatori andati in down, incapaci di smaltire l'enorme quantità scesa dal cielo. Alcuni interventi di lieve entità per svuotare cantine e scantinati, finiti a mollo con livello d'acqua per fortuna di pochi centimetri. Nella tarda mattinata, appena il maltempo ha cessato il suo impeto, è tornata la normalità. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un'allerta meteo in vigore dalle 18 e valida fino alle 14 di martedì 11 giugno per temporali e forti piogge, in particolare nell'area del Friuli orientale e sulla costa.